I ristoratori sono persone che sono responsabili e non mettono a rischio l'attività economica per un Green Pass. Sono i clienti che spesso e volentieri non sgarrano o insomma non sono attenti. Bar e ristoranti sono due fronti caldi, ma non gli unici. I controlli del Green Pass o dell'uso della mascherina nel veneziano procedono ormai al ritmo di migliaia al giorno e, oltre ai locali pubblici, coinvolgono autobus e vaporetti. A cambiare dalla prima alla seconda settimana di verifica sono le sanzioni a chi è sprovvisto di certificato verde, aumentate da 25 a 58 nel trasporto pubblico e da 10 a 37 nei locali. Stiamo imparando ad andarli a fare, cioè diventiamo ogni giorno più bravi a farli. Ecco. Beccate quelli senza tamponi? Sì, andiamo a colpo sicuro, diciamo, Tramite segnalazioni? ma anche segnalazioni, sì, ma non solo. Quasi 400 invece le sanzioni per le mascherine, che con l'arrivo della zona gialla sono diventate obbligatorie anche all'aperto. La maggior parte della popolazione, degli esercenti, sono bravi, sono attenti e scrupolosi. C'è qualcuno che è disattento, diciamo così, per essere buoni, o è un po' troppo superficiale e noi siamo lì per dire guardate, state attenti perché non si scherza su queste cose. I controlli li facciamo seriamente.